cosa che posso dirvi che vedo nei ragazzi la gioia di venire al lavoro. Nel loro piccolo danno il massimo e si impegnano veramente con costanza giorno per giorno. A volte superano i loro limiti, veramente, cioè vedi dei cambiamenti pur di adeguarsi alle cose che facciamo, che anche loro fanno uno sforzo. Sta a noi trattarli come tali persone e non come persone da escludere in vari settori. La fondazione esiste da fine 2007 e si occupa praticamente di persone con disabilità. E all'interno di Lavori in Corso si possono trovare le cose che noi facciamo, le persone vanno a Lavori in Corso e fanno le ordinazioni, si fanno bomboniere, si fanno cose anche su numeri grandi, come è stato anche realizzare i vasi poggiamessoli per Cislo Veneto, che ringraziamo anche per aver pensato a noi. Vedere che le loro cose che producono vengono richieste, vanno fuori, vanno al pubblico, vanno al privato, cioè, per loro questo è un lavoro, loro lo ritengono un lavoro. Quindi la felicità dei ragazzi nel vedere l'oggetto finito, confezionato, dove loro possono dire sì, l'abbiamo fatto noi, con l'aiuto però l'abbiamo fatto. Poi loro in realtà, essendo così allegri, così belli, così attivi, con la voglia di fare, sì, sicuramente ti arricchiscono tantissimo. A volte hanno dei pregiudizi verso queste persone che sono sbagliatissimi, perché fanno le stesse cose che facciamo noi indipendentemente e li fa sentire importanti, li fa sentire persone.